le cose invece domestiche, decreto legge competizione alla Camera, dopo che il decreto era stato individuato come, almeno in una delle sue componenti, non coperto finanziariamente. Da parte del Ministro per i rapporti col Parlamento, Maria Elena Boschi, è stato richiesto il voto di fiducia domani alle 21:40. Sul decreto legge pubblica amministrazione, anche quello scoperto finanziariamente, il governo frena su professori e medici, via il tetto dei 68 anni per i docenti universitari e i medici come tetto massimo, oltre il quale pensione. È stato tolto il tetto, qualcuno l'ha definito appunto un regalo ai baroni universitari, e via anche la quota 96 che sbloccava 4.000 pensionamenti nella scuola. Sulla questione delle riforme resta l'immunità per i futuri senatori, che saranno però consiglieri regionali e sindaci. Ok dell'Aula all'articolo 9, senatori senza indennità. E poi è giallo a Livorno, cadavere in mare vestito da prete, ripescato stamani nella Darsena Vecchia, nello specchio di mare antistante la caserma della Guardia di Finanza. E ancora dalla prima pagina dell'ANSA i dati Istat sulla presenza degli stranieri non comunitari. Sono presenti in Italia, quelli naturalmente regolarmente presenti, 3.874.726 cittadini stranieri non comunitari. Il loro numero in un anno, dal 2013 al 2014, è aumentato del 3%, cioè circa di 110.000 persone in più. Lo afferma l'Istat su dati Ministero dell'Interno, 1 gennaio 2014. I minori presenti in Italia costituiscono il 23,9% degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti. I paesi di origine più rappresentati: il Marocco, l'Albania, la Cina e poi l'Ucraina e le Filippine. Crescono dunque gli stranieri non comunitari secondo l'Istat. Prima di entrare su alcuni degli argomenti del giorno, e in particolar modo, come al solito, conviene tenere d'occhio il portafoglio, perché ci sarà anche agosto, però si preannunciano alcune novità abbastanza interessanti, diciamo così, per il contribuente italiano. Prima di questo però c'è su alcuni giornali, io lo vedo su Repubblica, mi pare anche sul Corriere della Sera, un'intera paginata acquistata dalla SNAI. La SNAI è una delle società concessionarie del gioco in Italia, il gioco legale, diciamo così, o legalizzato, ed è anche una delle società che, insieme alle altre, dovevano in tutto 98 miliardi di penale da restituire alle casse dei cittadini, della collettività, in seguito alla mancata osservanza proprio fin dall'inizio delle regole per la legalizzazione del gioco dal 2004 e per i 3 anni e mezzo successivi. La SNAI doveva nel suo piccolo 8 miliardi e 100 milioni di euro. È andata a finire come sapete, cioè che non ha pagato nessuno e nessuno pagherà. Ma c'è una cosa curiosa, questa paginata comprata dalla SNAI sui giornali, che ricorda un qualcosa al Presidente del Consiglio attraverso la moglie Agnese. Un SOS firmato dall'amministratore delegato della SNAI, Maurizio Ughi, è rivolto ad Agnese Renzi, alla moglie del Presidente del Consiglio. Lo sa che 2 settimane fa abbiamo inviato a suo marito, il Presidente Renzi, un nostro appello? Lo sa che siamo convinti che il Presidente non sia riuscito ancora a leggere il nostro appello? Ora che lo sa, domani mattina a colazione, davanti alle vostre tazzine di caffè, per cortesia metta in vista il nostro appello al Presidente Renzi. Signora Agnese, scrive l'amministratore delegato della SNAI, ci siamo permessi di rivolgerci a lei invadendo un momento di intimità familiare perché riteniamo necessario che il Presidente sia personalmente a conoscenza di quanto esposto nel nostro appello. L'appello era stato precedentemente inoltrato al Presidente Renzi. In pratica la SNAI chiede che Renzi faccia qualcosa per evitare che, sulla base della pronuncia europea dei giudici comunitari, ci siano operatori di scommesse stranieri che non hanno concessione dallo Stato italiano e operano però sul mercato italiano sottraendo quote di profitti alla SNAI e alle altre società concessionarie. Questo in sostanza è il succo dell'appello che era già stato mandato dalla SNAI. Naturalmente la questione viene trattata come una roba da farsi a colazione, in famiglia, un affare di famiglia, diciamo così, è propriamente un affare di famiglia, quello che sono stati i giochi legalizzati in Italia. Quindi è giusto che la SNAI faccia appello alla signora Agnese Renzi con la paginata dove compare anche la foto della tazzina di caffè. A colazione, signora Renzi, ricordi a suo marito che abbiamo un affare di famiglia da gestire insieme, mettiamola così. L'affare di famiglia è stato gestito indubbiamente con ottimo profitto e adesso qualche quota di profitto magari è in pericolo, non parliamo del maxi
del maxi cifrone di 98 miliardi, che era peraltro frutto di una serie di indagini che dovevano essere pagati come penale per non aver rispettato i contratti, ma quello lasciamolo perdere perché ormai è un argomento frustissimo, fino a che magari non se ne saprà qualcosa di più. In seguito, in futuro, sui motivi e sui personaggi andrebbe fatto questo screening, questa indagine sui motivi, personaggi, gli interessi, nome, cognome, in fila tutti quanti, per cui si è mandato a carte 48 il recupero della più favolosa cifra possibile e immaginabile, 98 miliardi di euro. A proposito di recupero cifre, stamattina sulla Stampa, a pagina 3, abbiamo letto l'articolo di Paolo Russo sull'iniziativa del Fisco, dell'Agenzia delle Entrate, di mandare ai contribuenti, attraverso la posta naturalmente, una lettera a 75.000 contribuenti che avrebbero speso nel periodo di imposta 2012, dichiarazione dei redditi 2013, più di quanto avrebbero guadagnato. Una missiva a scopo informativo, dice l'Agenzia delle Entrate, e in assenza però di correttivi nella dichiarazione dei redditi 2013, i correttivi sono ancora possibili fino al 30 settembre, se il contribuente non si corregge o non risponde o comunque non è convincente, scatta il redditometro e a quel punto il contribuente ha l'obbligo di rispondere, non solo, di mostrare anche le prove che giustifichino la differenza fra le sue entrate e le sue uscite, perlomeno quelle che gli contesta il fisco attraverso l'Agenzia delle Entrate. 75.000 lettere bonarie, tra virgolette, e altre 25.000 invece sono state consegnate, stanno per essere consegnate in questi giorni, e sono lettere ben più temibili, non tanto bonarie, se possiamo definire bonarie le prime 75.000. Le altre 25.000 invece il postino le sta consegnando, scrive la Stampa, in questi giorni, e sono lettere che obbligano i contribuenti a chiarire la propria posizione, se no scatta l'accertamento vero e proprio. A interessare il maggior numero di contribuenti però è la prima lettera, che arriverà appunto a 75.000 persone per spese anomale. In pratica il fisco metterebbe sotto tiro tutte le spese anomale che superano del 20% il reddito dichiarato, così dice la norma. Per il momento il fisco è stato ancora più buono, ha deciso di considerare solo scostamenti di reddito superiori al 20%. Con il fisco le cose però non sono mai semplici, scrive ancora la Stampa, ed ecco allora che sbuca un allegato alla lettera fiscale che elenca la tipologia delle spese sostenute, colf, leasing, polizze, acquisto di auto o di immobili e altro ancora, ma non l'importo. Quindi, cosa deve fare a questo punto il contribuente? Alla Stampa lo spiega il tributarista Gianluca Timpone. L'unica soluzione è scovare le ricevute e le fatture, fare le somme e verificare se effettivamente le spese superano di molto il reddito dichiarato. In caso contrario, si cestina la lettera e non ci si pensa più. Mentre se vengono elencate tipologie di spese che non sono mai state sostenute dal soggetto che ha ricevuto la lettera, non resta che segnalare l'errore via mail o tramite call center all'Agenzia delle Entrate. E se lo scostamento è invece evidente, dice il fiscalista e il tributarista interpellato dalla Stampa, Gianluca Timpone, se invece uno gli arriva la lettera e vede che lo scostamento fra i suoi redditi dichiarati e quanto ha speso c'è, è vero, cosa può fare? Si seguono due strade. La prima è sempre quella di ignorare la lettera, ma a quel punto si sa che scatterà probabilmente l'accertamento da redditometro e lì bisognerà rispondere. Oppure, se si ha qualche scheletro nell'armadio, si può integrare il reddito 2012, dichiarazione dei redditi 2013, entro il 30 settembre prossimo, presentando il modello unico PF, quello del ravvedimento operoso. Strada che negli ultimi anni è stata seguita dalla maggior parte dei contribuenti che si sono visti consegnare lettere analoghe e che ha consentito di rimpinguare le entrate fiscali. Le sanzioni da pagare sono leggere. Se si risolve la pratica entro settembre, dice il tributarista, si paga un importo fisso di 32 euro più una sanzione del 3,75 sulla maggiore imposta da pagare, 3,75%, un sovrapprezzo minimo per evitare guai peggiori. Guai che rischiano i 25.000 ai quali stanno arrivando altre lettere di avviso sull'anno 2009, basate sulle spese rilevate dal redditometro, rispetto alle quali scatta l'obbligo di chiarire col fisco. Contro l'evasione, in futuro l'Agenzia delle Entrate, ci informa infine la Stampa, punta sulle armi più affilate del SID. Che cos'è? Il grande fratello tributario
che è in grado di interscambiare i dati di reddito e di spesa con quelli dei flussi dei nostri conti correnti che sono monitorati dal fisco. Obiettivo: recuperare almeno un terzo dei 120 miliardi sottratti ogni anno al fisco dagli evasori. Sempre rimanendo in tema di quattrini, poi andiamo a capirci qualcosa di più sulla questione dei ticket sanitari. Abbiamo detto l'altro giorno, occhio, perché la riforma della sanità, il nuovo patto per la salute fra governo e regioni, comprende anche la revisione dei ticket sanitari. In che senso, in che modo, in che direzione? Ancora non lo sappiamo, però c'è già qualcuno. Noi eravamo stati, come dire, un pochino dubbiosi circa il fatto che, come al solito, viene detto al contribuente: guarda che non ti graveremo di €1 di tasse in più. In realtà vedi anche la questione del catasto, è stato promesso al contribuente, certo, rifacciamo il catasto, cambiano le rendite catastali, però complessivamente noi non chiederemo più soldi di quelli che già non chiediamo. È una promessa naturalmente fatta da tutti i governi di tutti i colori degli ultimi anni. Adesso che si sta avvicinando la riforma del catasto, vedremo se la promessa sarà mantenuta. In ogni caso, orecchie dritte e attenzione massima, perché di queste promesse ci si può fidare abbastanza poco, visto che nel suo piccolo il gettito sugli immobili, sui terreni, sulle case, le varie IMU e via dicendo, nei loro vari nomi fino ad oggi, da quando sono state introdotte in maniera così pesante da Mario Monti in avanti, sono state aumentate, perché con Renzi, questo teniamocelo in mente, pagheremo sulla tassa, sulla casa, sugli immobili, sui terreni e via dicendo, cioè di IMU, Tasi, IUC, Tari e via dicendo, 7 miliardi in più di quello che si è pagato con Mario Monti, tanto per essere chiari, sopra i 30 miliardi, 24 si fermò la tassazione sugli immobili sotto il governo Monti. Intanto però, prima di parlare di questo, va segnalata l'avanzata cinese in Italia sotto la regia della banca d'affari Rothschild, un nome che conta nella storia del capitalismo finanziario e bancario. Ansaldo Energia, Cassa Depositi e Prestiti Reti e ora anche quote azionarie di Telecom Italia, Fiat Chrysler Automobiles e Prysmian, cioè la ex Pirelli Cavi. L'avanzata della Cina sta accelerando negli ultimi mesi, scrive oggi il Sole 24 Ore. È un'avanzata che è iniziata 5 anni fa, adesso sta diventando più visibile. Dal 2009 a oggi in Europa i gruppi cinesi sono stati coinvolti in oltre 400 operazioni, 35 di queste in Italia, dice Alessandro Daffina, amministratore delegato di Rothschild Italia, che è l'advisor, cioè il consulente dei gruppi cinesi in alcune importanti operazioni, fra cui l'ingresso della società Shanghai Electric in Ansaldo Energia. Ora si aggiungono le quote del 2% comprate dalla Banca Popolare Cinese in Prysmian, cioè appunto la ex Pirelli Cavi, Fiat Chrysler Automobiles e Telecom Italia, dopo l'acquisto delle quote in Enel e Eni. E c'è da ricordare anche l'entrata in Cassa Depositi e Prestiti, cioè Snam e Terna, gas e energia elettrica. Gli investimenti delle aziende statali cinesi dal 2009 a oggi sono stati diretti un po' in tutte le parti del mondo, in tutte le zone del globo. Si parla di una cifra complessiva attorno ai 255 miliardi di dollari, per un totale di 2.127 operazioni, di cui il 31% in Asia, il 26% in Nord America, il 19% in Europa, il 15% in Oceania, il 9% in Africa e altri paesi. Per la quota di investimenti in Europa, che supera i 50 miliardi di dollari, i capitali cinesi sono confluiti in particolare in aziende del Regno Unito, dove sono state effettuate il 24% delle operazioni europee, poi su aziende tedesche, austriache e svizzere con il 23% degli affari compiuti in questi tre paesi sul totale europeo, e poi ancora in Francia e Benelux, 11% in Francia, 11% in Benelux sul totale degli affari europei della Cina, poi nei paesi nordici, nell'est Europa e in Italia, tutti all'8%. E infine la Spagna, 5% delle operazioni fatte dalla Cina in Europa ha riguardato la Spagna. Di sicuro rispetto ai primi investimenti, come quello di Shandong Heavy Industry per rilevare gli yacht Ferretti, sta evolvendo la strategia dei gruppi di Pechino. Il governo cinese è stato chiaro, dice il numero 1 di Banca Rothschild Italia, Alessandro Daffina. Il governo cinese ha dato una precisa indicazione ai suoi maggiori gruppi industriali.
cioè go global, diventate globali. Si sono accorti che il prodotto interno lordo cinese, che ancora oggi cresce a ritmi di oltre il 7%, un giorno si potrà fermare e allora per combattere una possibile crisi interna sarà importante essere globali per questi grandi gruppi statali. L'Italia rientra sempre più nelle strategie cinesi, dice il banchiere della Rothschild, il numero uno di Rothschild Italia, Alessandro Daffina. Non c'è stata soltanto Cassa Depositi e Prestiti Reti, comprata da State Grid of China, ma anche Shanghai Electric, che ha investito 400 milioni di euro in Ansaldo Energia. Altro settore chiave, gas, elettricità, energia. Poi la società Fosun, che ha comprato una minoranza di Caruso, il colosso turistico HNA, azionista di NH Hoteles, società iberica ma con forti interessi in Italia, e infine Crizia, comprata da Shenzhen Marifrog Fashion. La realtà è che potrebbero esserci, conclude l'amministratore di Rothschild Italia, diverse altre operazioni cinesi in Italia, ad esempio anche nel settore finanziario, visto che le grandi banche cinesi stanno cercando opportunità. Da un punto di vista geografico, l'Italia è poi una porta di ingresso perfetta per l'Europa, scrive il Sole 24 Ore, riportando l'opinione di Banca Rothschild, che è l'advisor, diciamo così, dei cinesi in Italia. A proposito però di cinesi in Italia, il Veneto indipendente crescerebbe più della Cina, oltre il 7% all'anno. Questa previsione è stata fatta sul finir di giugno da Gianangelo Bellati, direttore di Union Camere del Veneto, alla quale dobbiamo peraltro un mai abbastanza lodato volume sul federalismo fiscale e i residui fiscali in Italia, pubblicato nel giugno del 2011 e valido ancora oggi, su quanto cioè le regioni danno e quanto ricevono allo Stato centrale. Sono i famosi 50, 60, 70, a seconda degli anni, miliardi che la Lombardia regala, 20 ne regala ogni anno il Veneto, una quindicina il Piemonte, dai 10 ai 15, un'altra ventina l'Emilia Romagna. Se fosse indipendente, il Veneto crescerebbe più della Cina, con un più 12% di prodotto interno lordo da un anno all'altro. Secondo le nostre proiezioni economiche, elaborate in 3 anni di lavoro, l'indipendenza del Veneto non avrebbe alcun aspetto negativo, anzi, fa di capire esattamente il contrario, perché una crescita del più 12% del PIL da un anno all'altro sarebbe una super crescita in grado di superare quella della Cina. Così sostiene appunto Gianangelo Bellati, direttore di Union Camere del Veneto, che fornisce i numeri dell'indipendenza. Il Veneto ha un prodotto interno lordo pro capite inferiore soltanto a 9 paesi europei. Ogni anno risparmia 14 miliardi di euro e il costo della pubblica amministrazione in Veneto è di molto inferiore rispetto a quello delle altre regioni. Risparmiando sulle spese di funzionamento dello Stato veneto, il risparmio complessivo sarebbe di 35 miliardi di euro, capitali che permetterebbero all'amministrazione di liberare risorse per investimenti pubblici con anche una riduzione delle tasse. In un anno il PIL del Veneto volerebbe del più 12%. Non sarebbero le caratteristiche organizzative di un eventuale Stato a vincolare il successo imprenditoriale del Veneto, ma il suo tessuto economico composto in larga parte da piccole e medie imprese, aziende da 15-20 dipendenti al massimo che da sempre si sono dimostrate flessibili e ricettive rispetto alle esigenze del mercato e che ora puntano alla sola sopravvivenza, causa burocrazia e esasperato carico fiscale. L'Italia è una barca che affonda. Per molti imprenditori, oggi sempre più incapaci di essere concorrenti a livello internazionale, l'indipendenza sarebbe un'ancora di salvataggio che permetterebbe di spazzare via il passato e reiniziare tutto da capo. Così dava conto della ricerca di Union Camere del Veneto Francesca Carrarini sul quotidiano L'Intraprendente, diretto da Giovanni Sallusti, proprio a fine giugno, quando è uscita questa ricerca di Union Camere del Veneto. I sondaggi online dei quotidiani continuano a dare esito positivo sul concetto di indipendenza del Veneto e le analisi finanziarie corroborano questo sogno, tra virgolette. Parliamo soprattutto della ricerca elaborata dall'agenzia internazionale Fitch, tra le più importanti, tra quelle che annoverano tra le proprie mansioni l'orientamento degli investimenti da parte di banche e operatori finanziari. Fitch ha prodotto uno studio nel maggio dell'anno scorso, 2013, e ha scritto testualmente che le prospettive economiche del Veneto sul lungo periodo sono negative perché le finanze della regione sono stritolate da quelle dell'Italia. Si leggeva testualmente nel rapporto di Fitch, che continuava: il rating del Veneto
soffre della sostanziale mancanza di autonomia finanziaria. Se il Veneto fosse in Svizzera non sarebbe valutato BBB+, ma con una tripla A, cioè l'eccellenza. I debiti della regione guidata da Zaia rappresentano appena il 13% del totale del bilancio regionale, comprensivo di uffici, partecipate e perfino aziende ospedaliere. E anche se l'economia regionale è destinata a peggiorare di almeno un paio di punti percentuali, il rapporto debito-PIL è di quelli auspicati per le maggiori economie occidentali, perché il PIL del Veneto, spiegano gli esperti di Fitch, copre il doppio delle risorse necessarie per garantire tutti gli attuali servizi offerti dalla regione. Un dato che ha portato gli analisti a essere fiduciosi anche per un eventuale raddoppio delle richieste di credito da parte della regione Veneto. E il perché lo ha ribadito perfino la Corte dei Conti, che ha scritto in un suo rapporto che il Veneto possiede una soddisfacente capacità di rimborso dei prestiti e riesce a tenere sotto controllo la spesa sanitaria nonostante i vincoli imposti dal patto di stabilità che blocca nelle casse di Venezia quasi 1,5 miliardi di euro, tutti capitali che sarebbero vitali per le aziende, ma che Roma blocca nei forzieri istituzionali. Alla maggiore richiesta di indipendenza del Veneto consegue un maggiore centralismo da parte di Roma, sempre più. Così Francesca Carrarini dava conto di questi rapporti da Unioncamere del Veneto perfino all'agenzia internazionale Fitch sul tema dell'indipendenza del Veneto. Allora, questa è l'auto giusta. E allora cominciamo a parlare di quello che potrebbe essere davanti ai nostri occhi e soprattutto nelle nostre tasche per il prossimo autunno, tra settembre, ottobre e novembre. Cominciamo dalla salute, dal patto anzi della salute tra governo e regioni che è stato recentemente siglato, 337 miliardi di finanziamenti alla sanità in 3 anni. Da 15 anni il principio guida dovrebbe essere quello dei costi standard, uno dei pilastri del federalismo fiscale e sanitario, e anche il rimedio, scrive oggi Edoardo Cavadini su Libero, il principio dei costi standard dovrebbe essere il rimedio a quella perversione per cui la stessa garza costa 4,65 euro al chilo in Sicilia contro i 3 in Emilia-Romagna, o la medesima attrezzatura per l'attacco 1.500 euro in Campania contro i 1.000 dell'Emilia-Romagna e via dicendo. Ma siccome i costi standard rimangono un fantasma, al di là delle intenzioni sulla carta, quello che i contribuenti pazienti rischiano è la più classica delle stangate, che prenderà il nome di aumento dei ticket sanitari. Le linee guida del Patto per la Salute stabiliscono infatti che entro il 30 novembre una commissione stabilisca le nuove regole di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per le prestazioni, e queste nuove regole dovranno tenere conto del reddito delle famiglie, non ancora dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, che pure sarebbe, secondo l'Agenzia delle Entrate, più efficace. In attesa di saperne di più,
ci si può rifare alle indicazioni che sono emerse dall'indagine sulla sostenibilità economica del Servizio Sanitario Italiano, conclusa il mese scorso dalle commissioni bilancio e affari sociali della Camera. Questa indagine individua nella riduzione delle esenzioni per i redditi medio-alti il modo per sgonfiare i ticket più pesanti. Secondo questa linea, dato che le esenzioni per patologia non hanno un limite di reddito, occorre fissare una franchigia sotto la quale la prestazione è totalmente a carico di chi la richiede, se ha un reddito naturalmente di un certo livello che va definito, staremo a vedere. Solo dopo comparteciperebbe lo Stato. Per intenderci, le prestazioni poco impegnative, come gli esami di routine o interventi ambulatoriali che ora sono gratis o quasi per una platea estesa, potrebbero diventare a pagamento per i redditi medio-alti, bisogna capire dove sta la soglia, stabiliti in base alle precarie tabelle IRPEF. Benvenuta perequazione, potrebbe dire qualcuno, se non fosse che l'evasore seriale, l'evasore vero, continuerebbe a godere dei benefici indisturbato. Questo scenario, molto più pesante rispetto al testo del Patto per la Salute appena approvato fra governo e regioni, non è escluso neanche dal patto medesimo, perché basta leggere l'indicazione per cui la revisione avviene a parità di gettito per ogni regione, cioè non aumentano le entrate da ticket complessive, il problema è come vengono redistribuite. E bisogna anche immaginare che la parità delle entrate nelle casse dello Stato si otterrà facendo pagare di più chi prima non pagava o pagava meno. Insomma, una ennesima sberla fiscale, quello che paventa come pericolo Libero, ai danni del ceto medio, che potrebbe essere evitata sanando le disfunzioni e gli sperperi di denaro di gran parte delle regioni del Sud. In che modo? Un metodo lo identifica l'assessore leghista all'economia della regione Lombardia, Massimo Garavaglia, che sta in una regione che è un modello di efficienza sanitaria a livello europeo. Garavaglia era impegnato proprio ieri con il riparto delle risorse del sistema sanitario. La stortura, dice l'assessore leghista all'economia in Lombardia, non sta nella quantità di risorse del Fondo Nazionale Sanità, che per fortuna sono state incrementate col patto triennale, ma nella loro origine. Oltre a quasi la metà di tutto il gettito IVA c'è l'IRAP. Se si riuscisse a tenere sui territori almeno quest'ultima imposta, si eliminerebbero le sperequazioni che penalizzano e si penalizzerebbero gli alti tassi di evasione. Una strada che il governo Renzi non è intenzionato a seguire perché invece di favorire un'evoluzione in senso federale della fiscalità è impantanato in un rigurgito di centralismo, dice Garavaglia. Mentre passando da una tassa all'altra, intanto in tema di sanità c'è chi può spendere e espandere, come racconta sempre Libero con Enrico Paoli, la Puglia di Vendola, che non bada a spese, può tornare ad assumere medici e infermieri. E potrebbe essere proprio questo lo schema adottato dal premier Renzi per arginare Vendola. In che senso? Dato che il segretario del PD punta a riportare a più miti consigli il governatore della Puglia, è assai difficile non vedere la lunga mano del governo dietro al sì con il quale il governo ha concesso infatti alla regione Puglia la facoltà di tornare ad assumere per giunta nel settore della sanità. Non solo, il prossimo anno i pugliesi saranno chiamati a scegliere il nuovo governatore. E insomma la mossa sembra una mossa di chiara sapore elettorale. Fuori di metafora, scrive Enrico Paoli, le ASL della regione Puglia, governata dal leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Vendola, sono state autorizzate per il biennio 2014-2015 ad avviare le procedure per ben 2.563 assunzioni, 2.563 fra primari, medici, infermieri, tecnici, dirigenti amministrativi e altre figure. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore Vendola assieme all'assessore alla sanità Pentassuglia, le assunzioni che andranno a sommarsi alle 1.146 già autorizzate nel 2013. Il via libera è arrivato dal governo dal governo centrale, nonostante la Puglia venga da 5 anni neri con un deficit di 1.300 milioni. La regione è anche sottoposta al programma operativo di affiancamento dopo aver superato la fase del piano di rientro dal debito sanitario. A disposizione delle programmate 2.563 nuove assunzioni nella sanità pugliese
ci sono 151 milioni di euro, risorse che deriveranno dall'incremento del Fondo Sanitario Regionale per il 2014. Si aggireranno attorno a un valore di circa 120-150 milioni. A queste risorse poi si aggiungeranno le economie che sono state avviate e saranno condotte a regime. La Corte dei Conti ha fotografato, dice Vendola, ha fatto la fotografia. In un decennio abbiamo portato il debito della regione da quasi 3 miliardi a meno di 1 miliardo e 300 milioni. Così Vendola trionfalisticamente. Al di là di questi toni trionfalistici va detto che la Puglia può contare su circa 210.000 dipendenti pubblici, pari al 51% del rapporto con gli abitanti. Eppure a fronte di questo esercito di personale in Puglia persiste il mancato rispetto dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica. Dal rapporto 2014 sul coordinamento di finanza pubblica al Parlamento, presentato dalla Corte dei Conti, emerge che sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per il Farmaco, la Regione ha raggiunto il 12,8% di spesa farmaceutica, il tetto è all'11,3%, con uno scostamento dall'obiettivo tra i più elevati nel novero delle regioni che non hanno rispettato il tetto. Stesso discorso per la farmaceutica ospedaliera, dove la Regione Puglia ha superato ampiamente il tetto previsto dalla legge. Ciò nonostante Vendola può non badare a spese e assumere 2.563 persone. Ma dalla sanità e ai ticket passiamo a un altro capitolo che rallegrerà l'autunno, non solo l'autunno per la verità, perché qui stiamo parlando di tempi un po' più lunghi, cioè il nuovo catasto. Il Sole 24 Ore, parecchi mesi fa, aveva ipotizzato un aumento delle tasse sulla casa da 4 a 7 volte rispetto a quello che si paga oggi, con la revisione delle rendite catastali per parificarle ai valori di mercato, se non si cambiavano le regole. Poi tutti i governi e le maggioranze varie hanno detto: ma non preoccupatevi perché c'è la clausola dell'invarianza di gettito, che significa che alla fine della riforma catastale il gettito dovrà essere quello che era prima, il totale. Poi però come viene redistribuito è tutto un altro paio di maniche, tanto per partire coi problemi. E poi c'è da verificare che questa promessa sia mantenuta. Il rischio è che con il nuovo catasto le tasse sulla casa si moltiplichino per 4, come scrive oggi Libero, o da 4 a 7 volte, come scriveva già il Sole 24 Ore diversi mesi fa. Il Sole 24 Ore c'è ritornato sopra l'altro giorno e Libero oggi offre un approfondimento sui dati offerti dal quotidiano di Confindustria. Se possedete una casa a Pistoia, Pesaro, Messina, Lucca, Imperia, Trento, Venezia, Rimini, Cuneo e Asti, è probabile che vi spetteranno i maggiori rincari per effetto della riforma del catasto e l'adeguamento delle rendite catastali ai valori di mercato. Le 10 città invece con minor probabilità di aumento della base imponibile con la riforma sono Pordenone, Padova, Mantova, Biella, Taranto, Torino, Brindisi, Viterbo, Lecco e Como. Con tutta la prudenza del caso, perché stiamo parlando di ipotesi potenziali naturalmente, di rincari potenziali e solo di ipotesi perché la riforma ancora non la conosciamo nel dettaglio, dopo il via libera al primo decreto attuativo venerdì in Commissione Finanze del Senato, si comincia a ragionare su quanto peserà l'aggiornamento degli estimi catastali che è fermo agli anni '80. Sulla base del valore della rendita catastale si pagano l'IMU e la TASI. Eclatante è il caso di Pistoia che conquista il primo posto della classifica dei possibili rincari. L'attuale imponibile medio è di circa 73.000 euro, a fronte di un valore di mercato medio per appartamento, è una media assoluta questa, di circa 281.000 euro. Questo significa più 284%, che rischia di far esplodere la tassazione. Chi teme per rincari consistenti è sicuramente Venezia, così come altri capoluoghi del Veneto. Sono tutti nella parte alta della classifica, quella con i maggiori futuri rincari possibili, potenziali, per le tasse sugli immobili. La città di Venezia si aggiudica il 7° posto tra i primi 10 capoluoghi. Con la riforma del catasto, l'adeguamento ai valori di mercato, il passaggio dai vani ai metri quadri, si teme insomma una botta fiscale record. Il divario per Venezia è pari al più 219%. Un po' più tranquilli possono stare a Padova, più 26%. A Treviso invece abbiamo un più 144%, a Vicenza più 131% e via dicendo. In Veneto dunque dovrebbero superare l'aggiornamento senza troppi scossoni i principali capoluoghi, o almeno si spera nella tanto sbandierata promessa di restare a parità di incassi. Ma per gli italiani
I dolori immobiliari sono solo all'inizio. Dopo il pasticcio delle aliquote Tasi, ora ci sono le nuove scadenze che si avvicinano e settembre si annuncia come un mese davvero ingorgo fiscale, l'ennesimo peraltro. A giugno soltanto 2.900 comuni risultavano in regola con le delibere per fissare le aliquote della Tasi e procedere quindi al pagamento in 2 rate. Gli altri circa 5.000 comuni fino a ieri non hanno ancora deliberato in materia. Lo scopriremo soltanto vivendo il prossimo autunno, per così dire, quale sarà il peso delle tasse. A proposito di catasto, Libero anche in cronaca milanese si occupa del nuovo catasto e dell'allarme lanciato da Asso Edilizia. Il nuovo catasto raddoppierà le tasse ai milanesi. Senza correttivi il valore delle case salirà del 129% e con le aliquote volute dalla giunta Pisapia le imposte aumenteranno. Di nuovo agguato alla casa parla in prima pagina sul giornale anche Corrado Sforzafogliani, presidente di Confedilizia, autore dell'articolo di fondo. La casa dunque potrebbe tornare nel mirino del fisco, scrive Sforzafogliani. La riforma del catasto ha iniziato il suo iter, il suo viaggio in Parlamento. Nel giro di un anno dovrebbe portare a definire le nuove rendite. Il rischio è che possano nascondersi nella riforma nuove stangate. Certo, dice il presidente di Confedilizia, rifare il catasto è nell'interesse di tutti e dei proprietari per primi, a patto però che il catasto censisca i reali redditi e i reali valori immobiliari, cosa che certamente oggi non è. Le attuali rendite catastali dovrebbero rappresentare i cosiddetti redditi correnti, cioè i canoni effettivamente percepibili depurati da spese e tasse, e invece non li rappresentano per niente. La revisione del 1990 ha censito, paradossalmente, soltanto i valori di mercato, trasformandoli poi in una sorta di finte rendite. Inoltre, il procedimento seguito è stato affrettato e confuso. Ha prodotto come risultato 3 soli coefficienti, 1, 2 e 3, rispettivamente per case, uffici e negozi. La riforma è stata tanto assurda che oggi molti credono di pagare le imposte non sulle rendite, ma sul valore degli immobili. Tanto assurda che fu bocciata da TAR e Consiglio di Stato, nonché di fatto dalla Corte Costituzionale su ricorso di Confedilizia. Ma non è tutto. Quelle rendite bislacche sono state tutte aumentate del 5% prima dal governo Prodi e poi smodatamente ancora di più dal governo Monti. 60% per addirittura 60% in più è aumentata la rendita catastale per il governo Monti. Queste rendite rappresentano oggi l'assatanamento per il denaro che accomuna politici e burocrati. Allora rifare il catasto è un'esigenza di civiltà, ma bisogna farlo in maniera equa e non sarà facile, prevede Sforzafogliani. Intanto dovrà per forza essere un catasto algoritmico. Cosa significa? Ottenuto attraverso l'applicazione di complesse formule statistiche ponderate, come prescrive la legge delega, con un margine di errore all'insù del 20-25%, che per le tasse a livello attuale non è propriamente poco. In secondo luogo sarà un catasto di metri quadri, con penalizzazione di tutti gli immobili storico-artistici, ma soprattutto di ogni proprietario che abbia, ad esempio, ereditato un'unità immobiliare e di ampia superficie che oggi non può neppure vendere perché nessuno l'acquisterebbe. Lo stesso discorso vale per i valori, che saranno stabiliti accanto ai redditi, sempre con criteri algoritmici e superficie in metri. Il problema dunque non è riforma sì o riforma no, scrive Sforzafogliani, il presidente di Confedilizia. Il problema è che si voglia davvero fare un catasto equo, giusto e neutrale, cioè a invarianza di gettito tributario, compresa quella a livello comunale, che così è più facilmente controllabile. La partenza del governo con il decreto legislativo alle commissioni censuarie non è stata confortante. La Commissione Finanze del Senato ha durato le fatiche di Ercole solo per ottenere dalla burocrazia ministeriale la certezza che il mondo immobiliare sia rappresentato nelle future commissioni censuarie, quelle che poi dovranno materialmente rivedere le rendite catastali. Peraltro la proprietà immobiliare è rappresentata in maniera indegna nelle commissioni censuarie perché è in minoranza, in commissione centrale, quella che deciderà tutto. Nel rapporto di 1 a 10 la proprietà è rappresentata. Per ora niente ha potuto la Commissione sul fatto che sia ammessa la sostituzione per seduta solo dei componenti pubblici e che contro le decisioni delle commissioni locali si possa ricorrere
l'Agenzia delle Entrate, ma non i rappresentanti dei contribuenti. Si vedrà insomma se la Commissione Finanze della Camera, Presidente Capezzone, riuscirà a smuovere la burocrazia su questi due punti. Speriamo di sì, perché altrimenti tornerebbe fondato il convincimento che si cerchi col nuovo catasto di aumentare alla fine le tasse. Così scrive Sforza Fogliani. Peraltro, da qui in avanti abbiamo circa un annetto di tempo per capirne qualcosa, mentre su un'altra questione economica si sofferma invece Il Giornale, la beffa dei debiti dello Stato, alle imprese costano 7 miliardi, secondo il Centro Studi Impresa e Lavoro è la spesa dovuta ai ritardi a carico delle aziende, sono risorse che non servirebbero se la pubblica amministrazione pagasse puntualmente. Il salasso è da 6,8 miliardi di euro nel 2013, è un finanziamento indiretto alla casta che ai cittadini l'anno scorso è costata 5 miliardi e 100 milioni. Questa è la sintesi di una ricerca sulle ricadute negative dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. La ricerca è stata condotta da Impresa Lavoro, Centro Studi, creato dall'imprenditore friulano Massimo Blasoni. Lo studio analizza gli effetti del malcostume tutto italico di non onorare le scadenze verso i fornitori. Il Centro Studi, basandosi sui dati Eurostat, ha stimato in 74,2 miliardi di euro il totale dei debiti della pubblica amministrazione non pagati l'anno scorso, è il 4,8% del PIL. Il valore non tiene conto dei debiti delle partecipate dello Stato e degli enti pubblici che sfuggono a queste misurazioni. Anche se lo stock si sta riducendo per effetto del recepimento della normativa europea sui tempi di pagamento, ciò non toglie che i 170 giorni medi per un pagamento costituiscano un grosso problema per le aziende. Aspettare 6 mesi per ottenere il pagamento di una fattura vuol dire rischiare a volte il fallimento, a meno di non ricorrere a un cuscinetto di capitale che consenta di ovviare alla difficoltà. Questo cuscinetto si chiama finanziamento bancario, che può articolarsi in differenti modalità di erogazione. Il Centro Studi Impresa Lavoro ha simulato quanto pagano le aziende queste risorse aggiuntive alle quali non si farebbe ricorso se lo Stato fosse un buon pagatore. Insomma, lo Stato non paga, per cui alle imprese il costo aumenta di altri 7 miliardi. Sempre in tema di soldi pubblici, giusto per chiarire uno degli argomenti di cui parlano i quotidiani di oggi, cioè la bocciatura del decreto pubblica amministrazione, Madia. Non è una sola la norma bocciata, ma sono 4 le norme bocciate per mancata copertura finanziaria dalla Ragioneria Generale dello Stato. Sono le norme che riguardano le pensioni dei lavoratori della scuola, cosiddetti quota 96, il prepensionamento di medici primari e professori universitari, l'abolizione delle penalizzazioni per chi va in pensione a 62 anni col massimo dei contributi e perfino il 1 milione di euro destinato ai vitalizi dei parenti delle vittime del terrorismo. Si sta litigando su 580 milioni in 7 anni, scrive oggi Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Nel dettaglio di cosa stiamo parlando? I quota 96, somma di età anagrafica e età contributiva, sono 4.000 dipendenti del settore scuola rimasti al lavoro per colpa della riforma Fornero. Si tratta di persone che avevano i requisiti previsti per andare in pensione entro il 31 dicembre 2011 con le vecchie regole, ma non hanno potuto perché l'anno lavorativo degli insegnanti va da settembre a giugno. Il governo Monti, pur conoscendo il problema, non fece nulla. Ora la Camera aveva risolto stanziando 416 milioni in 5 anni. Fondi da recuperare dalla spending review e dagli accantonamenti provenienti dal taglio delle spese dei ministeri previsti dalla legge di stabilità di quest'anno 2014. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, però, non risultando economie accertate a consuntivo che possano far fronte ai maggiori oneri valutati per l'attuazione del provvedimento, il provvedimento va bocciato perché non coperto. La contestazione della Ragioneria riguarda sul 2014 10 milioni di euro. Stessa sorte è toccata al pensionamento anticipato per i primari ospedalieri e i professori universitari. Il decreto fissava il limite massimo d'età a 68 anni invece degli attuali 70. L'idea era di far muovere un po' la pianta organica dell'università, svecchiare i vertici e assumere qualche ricercatore. Il costo, non coperto adeguatamente, secondo la Ragioneria Generale, era di complessivi 113 milioni di euro dal 2015 al 2021.
Il caso più spinoso è invece quello delle penalizzazioni per chi vuole andare in pensione a 62 anni avendo il massimo dei contributi, 41 anni di contributi per le donne, 42 per gli uomini. Un emendamento al decreto Madia aveva cancellato queste penalizzazioni, stimandone il costo per le casse pubbliche in 1 milione di euro quest'anno, 3 milioni nel 2015, 7 nel 2016. La Ragioneria sostiene però che l'INPS ha sbagliato i conti e anche questa spesa non è coperta. Mentre a proposito di spese, e poi facciamo una piccola pausa, c'è anche da citare la campagna, diciamo così, di Classe Editori, Milano Finanza, che va avanti sul taglia debito. È pressing sul governo, titola oggi Milano Finanza, tra proposte di legge del PD, quella di cui volevamo parlare ma ancora non ci siamo riusciti, e progetti di economisti, studiosi, ex ministri ed ex premier. Il progetto di un fondo patrimoniale lanciato da Milano Finanza, dall'associazione L'Italia c'è, cioè Classe Editori e via dicendo, è sempre più popolare, non ancora al Ministero del Tesoro. Anche per l'ex presidente dell'ENI, Poli, abbiamo letto ieri sul Corriere, il fondo taglia debito è l'unica soluzione per far ripartire l'Italia. In sintesi, qual è la proposta di Milano Finanza? Istituire un fondo patrimoniale degli italiani del valore di 700 miliardi di euro per abbattere 200 miliardi di debito pubblico in circolazione, scambiando 350 miliardi del debito in circolazione con altrettanti di questi titoli del fondo patrimoniale degli italiani. Destinare 150 miliardi di euro a ricapitalizzare imprese con crediti di imposta, alla ripresa del mercato immobiliare, all'assorbimento fiscale delle sofferenze bancarie, alla garanzia per un nuovo credito. E poi il pagamento di quote delle spese pubbliche cash and kind. Si tratta del 20% di quella parte capitale e 10% delle spese correnti mediante la corresponsione di titoli ventennali a tasso contenuto che lo Stato accetta al valore nominale se vengono usati per il pagamento di imposte, tasse e contributi, cioè puoi pagare le tue tasse avendo acquistato i titoli del famoso fondo. È molto sfumata l'idea originaria che invece era chiara: obblighiamo i contribuenti a comprarsi le quote di questo fondo, altrimenti 700 miliardi non li vediamo. A proposito però di soldi pubblici, in epoca di spending review o non spending review, tagli di qua, tagli di là, probabilmente si arriverà ai tagli lineari di tremontiana memoria per coprire le spese del governo Renzi. In ogni caso Renzi i soldi per casa sua pare averli trovati, così la racconta Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, perlomeno per l'aeroporto presieduto dall'amico Marco Carrai, quello che gli pagava l'affitto di casa a Firenze. Non è vero che l'elenco delle opere pubbliche che il premier Renzi vuole accelerare con il prossimo decreto Sblocca Italia è la solita roba vecchia che i governi rimasticano dai tempi della famosa legge obiettivo di Lunardi nel 2002. Almeno una novità c'è nel panorama delle opere pubbliche da sbloccare, ed è la nuova pista dell'aeroporto di Firenze Peretola. In una delle slide pubblicate sul sito internet del governo, la nuova pista fiorentina, racconta Giorgio Meletti oggi sul Fatto Quotidiano, la nuova pista dell'aeroporto di Firenze è indicata dal governo tra le opere già finanziate, bisognose soltanto di sburocratizzazione. La pista, il cui costo dichiaratamente già finanziato è indicato in 280 milioni di euro, è da decenni in cima alla lista dei desideri dei fiorentini di ogni colore politico. Poco importa che in realtà nessuno abbia mai finanziato un euro di quei 280 milioni. L'inserimento nella slide presidenziale però vale più di un decreto in Gazzetta Ufficiale. È una promessa. Firenze avrà la sua pista e lo Stato finanzierà almeno la metà del costo. La settimana scorsa, non a caso, Roberto Naldi, capo fiorentino italiano di Corporation America, la holding facente capo all'argentino Eduardo Eurnechian, che ha appena acquisito il controllo dei 2 aeroporti toscani di Firenze e di Pisa, ha fatto a Roma il giro delle 7 chiese, manifestando ai vertici dell'ENAC, l'ente di vigilanza sul volo, e della neonata Authority dei trasporti, tutta la fretta di partire con la nuova pista. Anche lui evidentemente ha fatto una promessa ai suoi vecchi amici Renzi e Marco Carrai. Firenze avrà un aeroporto degno di accogliere i potenti della terra per il G7 di fine 2017. Naldi,
il capo italiano di Corporazione America che controlla gli aeroporti di Firenze e Pisa si è impegnato pubblicamente: per fine 2017 la pista deve essere pronta. I nodi si scioglieranno a settembre. Carrai, nella sua qualità di presidente di Aeroporti di Firenze, la società che gestisce lo scalo fiorentino, sottoporrà al presidente dell'ENAC, il vecchio democristiano Vito Riggio, vecchio amico di Eurnechian, il cosiddetto master plan, il progetto comprendente i piani di sviluppo e le nuove infrastrutture. Riggio approverà. Nel frattempo il ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi, avrà accelerato l'approvazione del piano nazionale aeroporti redatto dal suo consulente Giuseppe Bonomi, l'ex presidente di Alitalia e poi della SEA. Il piano dirà che in Italia ci sono troppi aeroporti, come lo stesso Riggio non si stanca di ripetere, ma che Firenze, pur essendo ben servita dagli scali di Pisa e Bologna, quest'ultimo a mezz'ora di treno da Piazza della Signoria, fa eccezione. Firenze ha diritto a un bel aeroporto nuovo di zecca e a finanziamento statale. Tutto ciò in tempo per inserire nella legge di stabilità 2015, la finanziaria per il prossimo anno, insieme al cocktail di nuove tasse e nuovi tagli, anche il finanziamento dello Stato per l'aeroporto della città del Premier. Un solo ostacolo si frappone in questo percorso ed è il problema della lunghezza della nuova pista. Per una serie di ragioni storiche e geografiche, l'attuale pista di Peretola è lunga poco più di 1,6 km e consente atterraggi e decolli solo di aerei piccoli. Una lunghezza minimamente decente per la nuova pista è quella indicata da Naldi e dallo stesso Riggio, 2,4 km. Ma 2 settimane fa il governatore toscano Enrico Rossi ha fatto approvare dall'Assemblea regionale il piano territoriale per il parco agricolo della Piana Firenze Prato e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Per tenere insieme due oggetti antitetici, cioè un parco agricolo e un aeroporto, la decisione è stata che la pista non dovrà superare i 2 chilometri di lunghezza, misura insufficiente a sviluppare il traffico con gli aerei più utilizzati per il trasporto passeggeri. L'ENAC ha già fatto sapere che la lunghezza delle piste non è di competenza della regione e il conflitto è pronto a scoppiare. La versione lunga della pista invaderebbe in modo più pesante una zona a parco naturale del comune di Sesto Fiorentino e andrebbe a moltiplicare l'inquinamento acustico sulle case di Prato, che sono vicine all'estremità ovest della pista, con grande imbarazzo del neoeletto sindaco Biffoni, renziano di ferro. Certo, mai renziano quanto il sindaco di Firenze Nardella, sostenitore a spada tratta della nuova pista, soprattutto da quando ha cambiato verso. La vecchia è orientata a nord-sud, la nuova è est-ovest. Come nota il consigliere comunale di Firenze Angelo Bassi, renziano anche lui, cambiare verso alla pista garantirebbe una nuova vita per i quartieri di Peretola, Brozzi e Quaracchi che subiscono da anni l'impatto devastante degli decolli e atterraggi degli aerei. Adesso l'impatto devastante cambia verso Sesto Fiorentino e Prato, perché è già deciso che gli aerei atterreranno e decolleranno sempre dalla parte est, per non disturbare i concittadini del Premier che finanzia coi soldi dello Stato la nuova pista, scrive Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano.
aver raccolto 1,5 milioni di euro utilizzati anche per finanziare attività eversive. Le indagini erano partite da segnalazioni di alcuni immigrati che si erano presentati in questura denunciando le aggressioni e le vessazioni subite per mano del gruppo guidato dall'ex imam Chaddad. L'ex imam era già noto agli inquirenti per stretti contatti con Ahmad Ahmed el-Isini Elmi, alias Abu Imad, l'omologo della moschea milanese di Viale Jenner, condannato a 3 anni e 8 mesi per favoreggiamento del terrorismo. Tra le relazioni pericolose dell'ex imam di San Donà di Piave non mancava il collega di Como Ben Hassin Mohamed Senussi, espulso dall'Italia per presunta attività di proselitismo illegale, scrive Gian Michalessin. Ma anche Fausto Carioti si occupa della questione di San Donà di Piave. Gli ebrei devono morire tutti fino all'ultimo senza risparmiare uno solo di loro, questo renderebbe felici i musulmani. Le parole dell'imam della moschea di San Donà di Piave in provincia di Venezia, con un video che testimonia questo sermone. È stato pubblicato il 29 luglio scorso per raccontare cosa avviene appunto in certi luoghi di culto dell'Islam italiano. Il sito è quello del Middle East Media Research Institute, MEMRI, sito internet memri.org. L'organizzazione ha sede a Washington ed è vicina alla causa israeliana. Quel filmato però non è stato fatto da qualcuno del MEMRI. I ricercatori dell'istituto lo hanno trovato nei siti di propaganda islamica. L'omelia assassina di San Donà di Piave appare ispirata ai recenti scontri in Israele e nella striscia di Gaza. Il predicatore parla in arabo, ma le sue parole sono sottotitolate in inglese. La traduzione è stata confermata al quotidiano Libero da un esperto. Il video, che potrebbe essere stato girato venerdì 25 luglio, in queste ore è oggetto di valutazione da parte degli esperti dell'antiterrorismo del Ministero dell'Interno. In quel filmato lungo 1 minuto e 20 secondi, l'imam, rivolto ai fedeli, chiede: cosa possiamo attenderci dagli ebrei, i cui cuori sono più duri della pietra? Cosa possiamo attenderci da persone le cui mani sono sporche del sangue dei profeti, per non parlare di quello della gente indifesa e innocente? O Allah porta su di loro ciò che ci renderà felici, o Allah contali ad uno e uccidili fino all'ultimo, non risparmiare uno solo di loro. Trasforma il loro cibo in veleno, l'aria che respirano in calore ardente, riempi di dolore il loro sonno, rendi neri i loro giorni. Pianta la paura nei loro cuori. Le parole rientrano nella fattispecie, scrive Libero, prevista dalla legge Mancino, che all'articolo 1 punisce con la reclusione fino a 3 anni chi diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A prescindere dalla legge Mancino, il contenuto di ciò che viene detto è importante, non è tanto la repressione penale delle parole, quanto probabilmente il fatto di dover intraprendere un altro tipo di azioni verso soggetti di questo genere. Alle 13.02 di ieri un collaboratore di Libero ha contattato telefonicamente il presidente della comunità islamica di San Donà di Piave, Kamel Ayaci, per avere conferme su quanto pare essere avvenuto nella sua moschea. Kamel Ayaci non ha dato chiarimenti sul ruolo di quell'imam, se cioè costui, quello che ha pronunciato quelle frasi, sia un predicatore stabile o si trovasse lì di passaggio. Ha detto il responsabile della moschea di San Donà di Piave che questa cosa non è importante. Kamel Ayaci non ha confermato né smentito che un simile sermone sia stato pronunciato nella moschea di San Donà di Piave. Si è limitato a dire: io non l'ho visto il video e non ero presente. Non pare però trovare niente di scandaloso nel contenuto di quella predica, perché dice il responsabile, il presidente della comunità islamica di San Donà di Piave, interpellato dal cronista di Libero, che lei sa quanti sono i predicatori musulmani o no che in giro per il mondo maledicono Israele? Dinanzi all'obiezione che la predica non riguardava lo Stato di Israele, ma tutti gli ebrei, e anche quelli italiani ovviamente, Kamel Ayaci ha proseguito dicendo che non è una novità questa, non so perché si scandalizzi. Simili prediche, sostiene il presidente della comunità islamica di San Donà di Piave, sono normali sul territorio italiano. Anche in Italia, dice l'Aiaci, succede ogni giorno. Ha visto in TV cosa sta facendo Israele contro i palestinesi? Lei mi chiede come mai questo imam parla così male degli ebrei?
e prega contro di loro e non dice nemmeno mezza parola per i 1700 palestinesi uccisi. Sulla pagina Facebook della comunità islamica di San Donà di Piave, lo stesso Kamel Ayaci scrive che il dialogo interreligioso e interculturale, la legalità, la partecipazione sociale, la cittadinanza attiva sono valori forti dell'agire quotidiano della comunità. E ancora che i musulmani del Veneto vogliono consegnare alle generazioni future una città migliore, rispettosa della persona umana e dei suoi diritti inviolabili. La moschea di San Donà di Piave, ricorda anche Libero, finì all'attenzione delle cronache già nel luglio del 2012, quando l'ex imam Hamad Shaddad, noto per il suo radicalismo salafita, fu arrestato perché accusato di immigrazione clandestina e per aver inviato soldi sospetti all'estero. Gershwin, al pianoforte Stefano Bollani, l'orchestra di Lipsia diretta da Riccardo Sciailli. Mentre vi segnalo per contrappasso l'intervista che compare oggi sul Fatto Quotidiano, l'intervista all'inventore della cupola di ferro, Iron Dome, che è il sistema protettivo di Israele contro i razzi di Hamas. Mi gridano "We love you", ti amiamo, sono il nuovo eroe di Israele. Parla con il Fatto Quotidiano l'inventore di questo sistema di protezione, Daniel Gold. Quando i terroristi lanciano un razzo contro di noi, il sistema si attiva e calcola dove cadrà l'ordigno, poi lo neutralizza. Le stazioni operative sono 9. Daniel Gold è l'inventore dell'Iron Dome, la cupola di ferro, cioè il sistema antirazzo in funzione dal 2011, che lo ha reso celebre in Israele più di una pop star. Chi lo incontra in strada gli si avvicina entusiasta. 2 ragazze che lo riconoscono, scrive
da Gerusalemme l'inviato del Fatto Quotidiano, mentre lui si sottopone all'intervista gli gridano "We love you" e gli mandano baci. Come è nata l'idea dell'Iron Dome, della cupola di ferro? Nel 2004, racconta Daniel Gold, ero a capo del Dipartimento Ricerca e Sviluppo dell'esercito israeliano. Assistevo al lancio di razzi contro Israele e ho pensato a un sistema per salvare delle vite. All'inizio tutti erano contrari all'idea, pensavano che non sarebbe stato possibile realizzarla. Era fantascienza, quindi hanno rifiutato il finanziamento, ma in qualche modo ho trovato qualche milione di dollari per iniziare a lavorare al progetto. Dopo 2 anni il governo mi ha dato 200 milioni per finire la ricerca e produrre il primo sistema. Israele è attaccato con razzi da oltre 10 anni, sia dal Libano sia dal sud, ma mai con un numero massiccio di razzi come ora. Nel 2004, ricorda Gold, ci sono stati i primi casi di persone uccise e questo è stato l'incentivo che mi ha fatto pensare a una soluzione. Come funziona questa cupola di protezione, l'Iron Dome, la cupola di ferro d'acciaio? Ci sono molti occhi ai confini, per così dire, occhi che guardano il cielo e i paesi vicini. Quando i terroristi lanciano un razzo contro di noi, immediatamente il sistema si attiva. Iron Dome calcola dove il razzo dovrebbe avere impatto. Se è diretto verso zone disabitate o verso il mare, non fa nulla. Se invece il rischio che colpisca zone urbane o infrastrutture strategiche è elevato, il sistema Iron Dome decide quale postazione attivare. Al momento ne abbiamo 9 in tutto il paese. Poi decide che tipo di missile lanciare e fa il calcolo temporale per intercettare il razzo nemico. Tutte queste informazioni vengono trasmesse a un operatore che non deve far altro che schiacciare un tasto. Il nostro missile colpisce e fa esplodere il razzo nemico. La percentuale quanto all'efficacia del sistema, la percentuale di razzi colpiti e annientati è del 90%, non c'è nulla di simile al mondo. Quanto costa Iron Dome? I vecchi sistemi che intercettavano i razzi erano molto costosi, un singolo missile Patriot acquistato nel 91 contro le minacce di Saddam Hussein costava più di $1 milione. Questi missili normali del sistema Iron Dome costano 2-3 milioni di dollari. O meglio, i missili normali costano 2-3 milioni di dollari. Per l'Iron Dome è diverso. Ci sono batterie mobili, ognuna delle quali costa tra i 40 e i 70 milioni. I missili costano 50-60 mila dollari l'uno. È economico rispetto ai sistemi del passato. In quest'ultima operazione abbiamo speso 40 milioni di dollari per Iron Dome, che è nulla se confrontato con i danni che i razzi nemici avrebbero causato nelle città. Inoltre, intercettare i razzi permette ai comandi militari e al governo di avere più tempo per valutare la reazione. Cosa vuol dire? La cosa più importante è salvare vite umane. Con Iron Dome salviamo le vite degli israeliani e, sembra un paradosso, ma non lo è, anche le vite di quelli che vivono ai confini. Faccio un esempio, dice Daniel Gold, l'inventore della cupola d'acciaio, la cupola di ferro, il sistema di protezione di Israele dai razzi di Hamas e dai razzi di Hezbollah. Faccio un esempio, dice appunto Daniel Gold. Nel 2012, quando Iron Dome era già attivo, nonostante 1500 razzi lanciati da Hamas, la politica decise di non iniziare una campagna militare via terra. La politica ha avuto il tempo di provare una via diplomatica. Anche nell'operazione, che è ancora in corso, abbiamo aspettato 2 settimane prima di iniziare l'invasione di terra, dettata dal fatto che stavolta la minaccia arrivava anche dalla presenza dei tunnel di Hamas. Il Senato americano pochi giorni fa ha deciso di finanziare con 255 milioni di dollari il sistema antirazzo. Il progetto è stato realizzato tutto con fondi israeliani, ma poi abbiamo chiesto agli Stati Uniti finanziamenti per estendere Iron Dome su altre città. Inoltre, conclude Daniel Gold, siamo al lavoro su una nuova generazione di cupola, perché il nemico sta migliorando i suoi attacchi. Il sistema è molto robusto e può essere potenziato con nuove applicazioni. Non è proprio come un iPhone, ma quasi, dice al Fatto Quotidiano Daniel Gold, l'inventore del sistema di protezione di Israele. Intanto l'Egitto, ci informa invece il Foglio, sta pensando a una guerra in Libia. Egitto e Algeria stanno studiando un intervento per prevenire la nascita del califfato bis anche in Libia, a un'ora di volo dall'Italia.
La scena surreale da cui parte il Foglio è surreale e preoccupante, è la cerimonia di giuramento del nuovo Parlamento libico. È avvenuta nella città di Tobruk perché a Tripoli non si poteva fare per ragioni di sicurezza. Una scena simile a quella del 2006, quando il Parlamento somalo si riunì per la prima volta in un silos del grano a Baidoa invece che nella capitale Mogadiscio, sempre per ragioni di sicurezza. Insomma, la Libia come la Somalia. Scenario somalo per la Libia. Grazie a tutti quelli che hanno fatto la guerra in Libia. Se le milizie islamiche, scrive oggi il Foglio, rendono la capitale, Tripoli, troppo pericolosa e le navi mandate da Londra evacuano gli inglesi verso Malta, si capisce perché gli stati confinanti stanno pensando a un intervento militare. Il quotidiano algerino Al-Watan parla di un incontro tra servizi segreti di Algeria, Egitto e Tunisia al Cairo per discutere di un'azione militare dentro la Libia, con la finalità di prevenire la nascita di un nuovo califfato nel nord dell'Africa. Uno dei giornali egiziani più diffusi, Al-Mashri Al-Yum, titolava in prima pagina: La Libia brucia, l'Egitto si avvicina a una soluzione militare. Domenica Amr Moussa, politico del Cairo, ex candidato presidenziale, ex ministro degli esteri, consigliere informale del presidente egiziano Sisi, ha detto che il governo dovrebbe considerare le possibilità di intervenire con le truppe in Libia. L'uscita di Moussa ha scatenato speculazioni. L'Egitto sta davvero pensando a una guerra in Libia con l'aiuto dell'Algeria? Fino a 3 anni fa sarebbe sembrata fantascienza, ma 3 anni di inerzia in Siria hanno insegnato una lezione importante: se non controlli il territorio, se lo prendono loro, cioè i rappresentanti della galassia jihadista della guerra santa islamica in espansione. Con ciò noi ci salutiamo, stamani vediamo se c'è qualche aggiornamento dall'agenzia ANSA, l'agenzia ANSA che apre con la sua prima pagina con una notizia di cronaca nera: rapina in banca a Palazzo San Macuto, c'è anche un arresto, un uomo è stato arrestato dalla polizia per la rapina nella filiale del Banco di Napoli a Palazzo San Macuto a Roma. Il rapinatore era entrato nella filiale della Banca del Palazzo, che ospita tra l'altro le commissioni bicamerali di inchiesta del Parlamento, Palazzo San Macuto, e si era fatto consegnare del denaro dalla cassiera per poi scappare da un ingresso secondario. Il rapinatore doveva essere esperto dei luoghi. Per raggiungere, dopo il colpo, l'uscita secondaria del palazzo in via del Seminario, da cui poi si è dileguato per i vicoli del centro storico di Roma, ha dovuto fare un lungo giro per i corridoi del palazzo, salendo e scendendo dal 5° piano, un percorso che anche diversi assistenti parlamentari non conoscono. L'uomo sarebbe entrato nella piccola sede della banca col volto travisato da un passamontagna. Il colpo è stato oggettivamente difficile perché gli ingressi di San Macuto, come tutti quelli degli altri palazzi della Camera dei Deputati, sono presidiati da assistenti parlamentari che sottopongono chiunque entra a controlli di sicurezza. Peraltro, per entrare nelle sedi della Camera bisogna essere accreditati. Il portone principale di San Macuto adesso è sbarrato e sono in corso indagini e rilievi da parte della polizia. L'uomo è entrato nella piccola filiale del Banco di Napoli intorno alle 9:20. Dopo aver strattonato la cassiera, ha arraffato il denaro in un cassetto, poche migliaia di euro, per poi darsi alla fuga. L'ingresso dal quale ha lasciato il palazzo è quello utilizzato dai fornitori della mensa, ora chiusa, che si trovava appunto all'ultimo piano dell'edificio. L'ANSA dà anche notizia di un arresto, ma per il momento non c'è alcuna indicazione di chi sia l'uomo arrestato, almeno non mi pare proprio, no, per il momento ancora non c'è l'indicazione di chi sia l'uomo. Un uomo è stato arrestato però per questa rapina nella filiale del Banco di Napoli a Palazzo San Macuto a Roma, che è anche un palazzo delle istituzioni. Con questo noi ci salutiamo. C'è anche per la verità la ministra Madia che sul decreto pubblica amministrazione dice nessuna marcia indietro, non bisogna scomodare il Quirinale. Il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia dice che la cancellazione di quota 96 per la pensione degli insegnanti dal decreto pubblica amministrazione ha diverse ragioni. Inoltre il ministro dice non scomodiamo il Quirinale, è in ferie tra l'altro il presidente, ricordando che la firma del capo dello Stato ha riguardato il decreto legge così come era uscito dal Consiglio dei Ministri, quindi Napolitano aveva già firmato, dice sostanzialmente la ministra Madia. Poco altro da aggiungere dalla prima pagina dell'ANSA di stamani, quindi buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.
Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex.